Ma che bella dose, mamma mia. Poi ti faccio assaggiare. Ecco qua, i miei spaghetti scarparielle. Scarparielle zia Teresa. Scarparielle zia Teresa, guarda. Ma proviamo un po' che facciamo un assaggio. Bellissimi zia Teresa. Assaggia qua, assaggia là. Non ti so spiegare. Proprio la pommarola che tiene un bello sapore. Favori, capo consolato. Ecco qua. Zia Teresa, buongiorno. Davide, ciao. Che stiamo preparando? Io di sto buono? facendo due spaghetti a scapparielle. Ah, Agli salati, un po' che peperoncino, buono, buono, buono. un po' che piccante. Io non metto pepe, hai visto? No, lo scarpariello c'ho il peperoncino, Sì. giusto? E hai visto la pentola? Ma pentola Così già. facciamo, e che mangiamo le sambrezze. Io e pomarole vicino mazz. Ma allora, mazzi, questa diciamo una ricetta povera. Poi però c'è il pomarolo dove è soffio. Queste poi costano una cifra, queste Sì. poi sono carissime. Io ho pagato a 7 euro. A 7 euro, sono economiche. Da mio La fratello. vostra fratello. Da mio fratello. Poi facciamo degli spaghetti a messa bene. Ecco qua. Eccolo qua. Pomodorini, tomazza, Un po' di sale, un po' di sale. un po' di sale. Queste fanno quello bello chini e basilico. Sì, uno prima pure a basilico. Ecco qua. Un po' di basilico. Diciamo il basilico, zia Tre. Che sta facendo già un sughetto, bello. Bella, eh? Questo pomodoro qua ha un profumo tra il pomodoro e il basilico. Ah, ma non lo pieno non è un'altra cosa. È un'altra cosa proprio. Questa cresce proprio sul Vesuvio e te ne ha sulla pure. Prima che spaghetti buttiamo? Mica quella sottili, no? No, i pigli vermicelli. Vermicelli. Io ho solo vermicelli. Sì, ci vuole uno spaghetto più doppio in questo caso. Non Sì, troppo no, ma sottili. sempre. Quello che faccio solo vermicelli. Invece la pasta è più doppia. Sì. Come un bucatino, Un bucatino, sì. e oliquino. Oleguino, spaghettone. Questa è la pasta che mi piace a me. Ma no, vermicelli fine fine. I spaghettini, come si chiamano? I capellini. I capellini no? No. Mi faccio solo dolce. No, dolce mi piace il carnevale. Faccio Lo arabarre, sì, il loro paese mio. Un po' di sale. No, non può perché è il Il momento della pasta. sta bene a bollire. E buttiamo la pasta. Sale. Un po' di sale. Quindi li Ecco qua. togliamo più crudi che cotti. Sì, sì. Non al dente, proprio mezzi crudi. Che poi da cuocere il pomarola, da più sapore del pomarola. Finiamo di fare la cottura là. Sì. E quest'acqua poi di cottura ce la conserviamo? Un po' così. Ok, in modo che andiamo a mantecare la pasta, da Sì. risottare la pasta. Se ci serve aggiungiamo un poco d'acqua. Sì. Mettiamo altro poco di acqua. Aggiungiamo l'acqua in modo che Sì. facciamo finire di fare la cottura là. Sì. Faccio finire con il pomaroletto. Bello, bello. Peccato per zia Teresa. Ecco qua, guarda. Si viene proprio tipo una crema Se proprio. non si vede il pomarola pieno di una cosa, guarda. Sì, sì. Ha proprio dato sapore là, adoro proprio. Poi possiamo anche aggiungere il formaggio a fiamma spenta, Sì. se no dopo ci fila il formaggio. Ecco qua. Quindi spegniamo. Mettiamo pochi pecorini, semi pecorino. Si mette un po' di pecorino. Sì, mi prende il sapore. Ok. Abbiamo grattugiato. Sembra una cosa mia 50 anni fa. Bellissima, caratta casa zia Teresa. antica. 50 anni. Voi è tenuto cosa, gente. No, invece cose una volta durano È sempre. un'altra cosa. Guarda, zia Teresa, una crema sta venendo. Bella, Bellissimi, mamma mia. Ma che bella dose, mamma mia. Queste sono proprio saporite. Poi ti faccio assaggiare. Ecco qua, i miei spaghetti scarparielle. Scarparielle zia Teresa. Scarparielle zia Teresa, guarda. Ma proviamo un po' che facciamo un assaggio. Bellissimi zia Teresa. Assaggia qua, assaggia là. Non ti so spiegare. Perché proprio la pomarola che tiene un bello sapore. Sono troppo saporite, zia Teresa. Bene, troppo, troppo. Favori, capo consolato. Ecco qua.